Un consiglio comunale straordinario si è tenuto stamani presso l'aula consiliare di Porto Empedocle su richiesta del consigliere comunale Giuseppe Todaro, primo firmatario del documento. La necessità, afferma Todaro, è quella di sapere quale sarà il destino dell'impianto empedoclino, anche alla luce degli incontri che il primo cittadino Carmina ha avuto nei giorni scorsi con i vertici dell'azienda tedesca. Con l'auspicio del consigliere comunale Todaro è quello di trovare una sinergia per un incontro che porti realmente a delle soluzioni, auspicando un rilancio del sito produttivo. Il dottor Caglieri, che è l'amministratore delegato, che è stato qua intorno a metà maggio, in realtà ha detto che loro vivono una crisi profondissima, c'è in gioco il futuro degli interi stabilimenti in Sicilia, non la questione di Porto Empedocle, per cui evidentemente è una questione di cui deve farsi carico il governo regionale, che mi rammarico oggi sia completamente assente. Nessuno dei deputati che fa parte della maggioranza di governo ha inteso dover venire qua a Porto Empedocle, per una questione, ripeto, che non è solo empedoclina, ma che coinvolge lo sviluppo, le possibilità di sviluppo economico dell'intera Sicilia, perché l'Italcementi ormai, con l'acquisizione da parte della Heidelberg tedesca e altresì l'acquisizione della Cementi Italia, è in una condizione di monopolio ed è uno dei giganti mondiali nell'attività della cementeria. Quindi evidentemente Porto Empedocle non può essere lasciata sola in quella che è, ad affrontare questa situazione, ma deve vedere in primis coinvolto il governo regionale. Oggi è assolutamente assente. Ci troviamo oggi qua a Porto Empedocle per quanto riguarda la questione Italcementi, una questione ormai annosa che ci portiamo dietro da diverso tempo. Io credo che assieme a questi lavoratori la politica debba fare fronte comune, essere tutti insieme al di là dei propri schieramenti. Cerchiamo sicuramente una soluzione per questi lavoratori che ormai sono 18, sono quasi con le loro famiglie sul loro baratro, quindi la nostra soluzione potrebbe essere anche un reintegro di questi lavoratori a part-time nello stabilimento di Porto Empedocle, sarebbero dei costi minimi per Heidelberg Cement, un colosso del cemento. Oggi siamo qui al Consiglio Comunale di Porto Empedocle, è un Consiglio Comunale aperto in cui siamo stati invitati come deputati regionali e nazionali. Per discutere che cosa? Per discutere il problema e la crisi che stanno attraversando 18 padri di famiglia che lavorano presso la Italcementi, che è un sito industriale qui vicino a Porto Empedocle. Ovviamente una cosa da stigmatizzare è che per l'ennesima volta i vertici di Italcementi non si presentano al tavolo, quindi ho preso come vicepresidente della Commissione Lavoro l'impegno di convocare in Commissione Lavoro sia le parti che oggi parlano al tavolo per cercare di risolvere questo tipo di problema, sia i vertici di Italcementi, perché ricordiamo bene che il sito di Italcementi a Porto Empedocle è di proprietà privata e la società Italcementi è una società privata, quindi dobbiamo vedere qual è il loro interesse che è dimostrato nei confronti di questi 18 lavoratori. Ovviamente l'idea è quella di cercare di riconvertire il sito sia dal punto di vista ecologico che ambientale, garantendo la continuità lavorativa a queste 18 unità. Io penso per esempio alla riconversione della plastica, al RAE, al cartone, quindi c'è la possibilità di far diventare sia questi lavoratori che il sito una risorsa per il territorio. Che ancora oggi nel 2018 si parli di questi problemi è davvero umiliante, perché è il fallimento della politica che finora ci ha governati. Oggi come parlamentare di maggioranza mi posso prendere l'impegno di convocare le parti, tutte le parti, presso il Ministero, il Mise, con il nostro neo Ministro Luigi Di Maio, per cercare di trovare una soluzione reale, che sia condivisa, e poi monitorare però che questa soluzione venga realmente messa in atto dalla Italcementi e quindi trovare una soluzione definitiva a questo problema.